Put your flags up in the sky, and wave side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one. When the going gets tough, the tough get going. Amici, sono Mr. Rocco, siamo prontissimi per iniziare questa 10ª edizione di Miss e Mr. Topolini. Sono in compagnia di una ragazza, un'amica e una co-presentatrice meravigliosa, Nicole Brusaferro. Meno male che hai detto altro perché mi aspetto di tutto. 10ª edizione, grandi sorprese, sarà un'estate ricchissima, vi aspettiamo ogni sabato alle 16 al Centro Commerciale Torri d'Europa insieme a tutto lo staff B-Nice. Esattamente, noi siamo già qui praticamente sul nostro backstage, come potete vedere c'è molto fermento, ma ve lo faremo vedere con tutta una serie di video perché siamo partiti secondo me alla grande. Partite alla grande, seguiteci anche su Facebook, sulla pagina ufficiale di Miss Topolini, sul sito misstopolini.it, sul sito del Piccolo, il piccolo.it, insomma ovunque invaderemo computer, case, ci saremo dappertutto. Dai, l'estate è iniziata, non ci resta che fare una cosa, divertirci. Hai decoltito? Sì. Ok, perfetto, ci vediamo dopo. One night, watch the world unite. Two sides, one fight and a million eyes. Full hearts gonna work so hard, shoot all the stars, just raise up towards the sky. Tonight, watch the world unite, world unite. È il banco della prova, ovvero dove voi dovete scrivere tutto di voi, giusto? Giusto. Tu hai scritto tutto? Sì, sì. Bene, bene, allora fatti conoscere subito dai nostri amici, nome e cognome, come va? Aurora Marocco. Ciao a tutti. Bene, molto intenso, ciao a tutti, come l'ho sentito proprio bello carico. Tu invece? Sì, ciao a tutti, mi sto divertendo molto ed è la prima occasione qui a Miss Topolini. Sì. La prima volta? Sì. Bene, avremo modo poi di conoscervi anche, no, con le interviste video. Bello il soffitto, Bello, bello. Allora, pubblico di Miss Topolini, io sono Mr. Rocco, vi vado a presentare una che secondo me, insomma, senza nulla togliere, non riuscirà mai ad avere una fascia di Miss Topolini. Comunque, la rappresento lo stesso. Lei è? Angela Brescia. Che sei? Chi sei? Miss Topolini 2013. La nostra Miss Topolini 2013, la bellissima, aggiungo, Angela Brescia, così con la sua fascia istituzionale che parlavamo prima. Ahimè, tra poco ti toccherà cedere, ma forse anche no. Ma forse anche no, ho saputo che il concorso purtroppo termina qua. Ringrazio tutti, ringrazio Rocco. Sì. Ma il concorso, ahimè, andrà avanti e la nostra Angela con molto piacere andrà a cedere la fascia. Senti Angela, quest'anno è la 10ª edizione, il 10º anno, insomma tu sei bellissima, hai già avuto esperienze importanti. Cosa ti sentiresti di consigliare a tutte le ragazze che affrontano questa 10ª edizione? Ediction. Ragazze, divertitevi, non è un lavoro, è solamente un gioco. Divertitevi, sorridete e divertitevi. Di parola chiave divertimento, giusto? Divertimento. Anche perché si vede quando uno poi si diverte, giusto? Certo. L'anno scorso mi ricordo tu eri, insomma, al Politeama Rossetti, eri veramente una molto spigliata, divertente, eri tranquilla, sciolta. Ma certo che questo è un gioco, comunque ridi, scherzi, balli, reciti, fai un po' tutto, non ha senso prenderla come... Poi, insomma, se nasce qualcosa, bene. Parlando di qualcosa, invece, professionalmente, raccontiamo invece quella che è stata la tua esperienza più importante dopo l'incoronazione a Miss Topolini. Cosa hai fatto? A novembre sono stata scelta da Carlo Vanzina per fare una piccola parte con Ricky Mentis. Perfetto. Tu sai che Vanzina è amico di Mattia Milazzi, eh? Ma dai. Sono così. Allora sono raccomandata. No, ce l'hai fatta solo. Però Milazzi, sai che è un regista, è anche molto agganciato con Quentin, con tutti, con Quentin, esatto, sì. Allora Angela, grazie per esserci venuta a trovare in questa, insomma, 10ª edizione. Complimenti ancora. Grazie mille. Sei sempre molto bella, i tuoi consigli sono molto preziosi. Facciamo come i vecchi tempi, puoi dire e salutare chi vuoi. Saluto tutti. E in bocca al lupo. Salutiamo Angela Brescia, grazie mille.